Da lunedì anche il centro storico di Venezia avrà la sua sede vaccinale che si va ad aggiungere alle altre dell'ULSS 3 Serenissima, e raggiungerla è davvero molto comodo perché è situata proprio qui a pochi passi da Piazzale Roma. Un'area di grande accessibilità soprattutto per anziani e disabili di fronte alle fermate dei vaporetti con ingresso da Rampa Santa Chiara. Qui noi contiamo di fare 400-500 persone al giorno. Andremo, considerate le caratteristiche della sede, anche a sgranare, a dilazionare nel tempo le persone in modo tale da garantirgli anche quel comfort nell'attesa necessario a delle persone anziane. Va ad aggiungersi all'altra parte della città, cioè all'ospedale civile in cui abbiamo vaccinato e stiamo continuando a vaccinare. Per quest'area insulare abbiamo previsto appunto anche alcune specifici punti, però non continuativi, a spot, come quello oggi di Burano e domani a Pellestrina, dove vaccineremo tutti gli ultra ottantenni. Il punto vaccinale è situato in una palazzina appena restaurata destinata a ospitare la Banca Popolare di Sondrio, che però in questa fase ha rinviato il proprio ingresso nei locali per metterli al servizio della comunità. Il nostro è un piccolo contributo. Venezia fa, come abbiamo visto, i 1600 anni di fondazione, così come la nostra banca fa i 150 anni. Il centro è attrezzato anche per poter accompagnare chi ha problemi di deambulazione o è impossibilitato a fare le scale. L'ULSS 3, che fa sapere di essersi attivato per rendere le linee di prenotazione più efficienti riducendo i tempi di attesa, dopo i problemi dei giorni scorsi, lancia un messaggio. Iscrivetevi, prenotatevi, i posti ci sono, contattate tramite web l'azienda o tramite CUP e lì troverete una risposta nei prossimi giorni per la vaccinazione.